Allora, appunto la questione giovani, giovani e mondo della politica e dell'amministrazione, anche ANCI in modo particolare tiene a questo, fa anche dei corsi di preparazione, insomma, quanto è accessibile la strada sì, diciamo della politica in generale per i più giovani? Quanto poi invece sarebbe necessario, secondo voi entrambi, un percorso preparatorio? Cioè, allora, una volta c'era la scuola di politica, no? Cioè, quindi tutte le fasi, gli step che si partivano dai partiti e così via, fino ad arrivare poi, per carità, consigliere comunale, assessore, sindaco e via dicendo. Adesso ci sono molte volte, beh, con i 5 Stelle l'abbiamo visto, dei passaggi repentini, dei catapultamenti, eccetera. Come la vedete? Lasciando perdere che possa essere che uno condivida o non condivida il pensiero o il modus agendi di un partito anziché di un altro, ma questo può essere una cosa vincente. Prima già accennava il collega di un passo diverso, ma è possibile oppure no? Perché tanti giovani interpellati che magari non rivestono cariche pubbliche dicono però ci tarpano le ali, ci tengono fly down, come si dice. Beh, io credo che ci sia ancora la possibilità per i giovani di emergere. Eh, Credo anche che comunque ci sia un problema di ricambio generazionale perché in effetti in questi ultimi anni abbiamo visto che ben pochi giovani sono riusciti a trovare il loro spazio. Si accennava prima al fatto che alle ultime elezioni politiche dell'anno scorso ci sia stato un notevole ricambio, questo è vero, mi pare, se non sbaglio, che ci sia stato un rinnovamento per il 60-65% del Parlamento e quindi questo è un segnale forte. Devo dire che i giovani che hanno voglia di fare si trovano, bisogna creare le occasioni affinché possano metterci del loro, cioè bisogna incentivarli a prendere delle iniziative concrete che riescano a portarle avanti fino in fondo ed evitare assolutamente che ci sia una supervisione troppo asfissiante da parte degli adulti o anche diciamo degli adulti in età anche più avanzata perché ci ritroviamo molte volte a dover confrontarci anche con persone che sono in età diciamo pensionabile, ecco. Però i giovani ci sono, noi abbiamo per esempio nella nostra amministrazione coltivato una consulta giovani creata e coltivata nel corso del precedente mandato che ha ottenuto il consenso di molti ragazzi dai 20 ai 30 anni, dai 20 ai 35 anni, hanno prodotto molte iniziative e quindi è un po' una palestra che serve anche a preparare un po' gli amministratori del futuro, diciamo così, mancando la scuola di politica Sì. tipica dei partiti di una volta, dove insomma, si faceva la gavetta a partire dai pre-consigli comunali e avanti, poi con la carica di consigliere e magari anche di più, e quindi c'era una possibilità di formazione sul campo, adesso bisogna che attraverso strumenti diversi e innovativi questa formazione la riproponiamo. C'è anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi che vorremmo anche noi riproporre in questa amministrazione e che certamente è uno strumento per far avvicinare anche i più giovani all'attività amministrativa o perlomeno di esercitare un tentativo di instillare un po' nelle persone questo modo di gestire la cosa pubblica attraverso la dedizione e il volontariato. No, questo è importante. Come la vedi? Beh, allora noi siamo un gruppo a trazione giovani assolutamente, in quanto io ho 31 anni, abbiamo un assessore da 22 anni, cui abbiamo dato la delega dello sport e delle associazioni. Abbiamo un altro assessore da 32 anni e l'ultimo, il quarto, ne ha 40, è quella più, più anziana. Sì, che poi vabbè. Sì, che a 40 anni non Esatto. si è anziani. E invece per la lista avevamo anche qua una parte giovane e una parte di età, comunque sempre la media era di 38 anni, quindi eravamo una lista a trazione giovani. E i giovani o gli dai fiducia o crei
o li crei, come è stato detto in precedenza. Personalmente a me già con la mia esperienza passata è stata data fiducia. Ma è stato spinto a questo? Che cosa si muove dentro perché un giovane a un certo punto dice mi voglio cimentare, perché questo è un po' il discorso. Beh, questa è una cosa che deve venire personalmente dal giovane. C'è chi è amante dello sport, c'è chi è amante dell'associazionismo e chi è amante del suo paese, perché più che far politica, io credo che in un paese di piccole e medie dimensioni, qual è il nostro, non ci sia voglia di fare politica, c'è amore per il proprio paese e quindi la spinta a fare la politica paesana deriva proprio da questo amore. Quindi secondo me i giovani si avvicinano se stimolati anche con delle associazioni, se stimolati a fare delle attività e queste possono portarli a creare poi un futuro amministratore. Spesso vengono anche scelti in base alle loro competenze, cioè ai loro titoli di studio, o se no quello che stanno studiando, o se no alla loro professione, insomma. Secondo me bisogna puntare molto sui giovani perché possono cambiare quella che è la vecchia politica con una nuova politica più sana, più serena, più trasparente, più sincera. Possono farcela, insomma. Possono farcela sicuramente. E l'altra questione invece, no, mi piace che tenacia Costanza, l'altra questione che è importante è che non è semplice, ne abbiamo parlato anche più volte, che con giovani sindaci amministrare un comune quando non si hanno risorse. Ed è il problema adesso che riguarda comuni piccoli, grandi, perché anche sotto i 3.000 abitanti il patto di stabilità diventa un vincolo e ci sono opere che sono importanti da realizzare, parliamo di plessi scolastici che hanno delle loro problematiche. Allora, qual è la situazione con la nuova gestione del governo Renzi, se quindi ha aperto una porta secondo voi nei confronti delle amministrazioni dei comuni, se ci saranno possibilità per quanto riguarda il patto di stabilità di avere degli sbocchi e invece come vi regolate con il discorso della tassazione che i cittadini già hanno l'ansia adesso del 16 giugno per dove non c'è stata la proroga, no? Lei ha toccato un tema che è fondamentale nella gestione della cosa pubblica di questi anni. In effetti anche noi comuni piccoli siamo entrati in regime di patto di stabilità, ma già da prima, sicuramente da 5 anni, per noi le norme si sono fatte via via più stringenti, spese del personale, capacità di indebitamento ed altri aspetti, unitamente poi alle recenti cosiddetti spending review, che hanno portato a dei tagli sempre maggiori alle risorse. E, ecco, rispetto al governo Renzi, credo che tutti noi amministratori abbiamo la speranza che effettivamente vengano tradotti in provvedimenti concreti un po' anche le iniziative che il governo sta portando avanti anche rispetto al patto di stabilità, rispetto a un allentamento di questo vincolo che gradualmente sta soffocando i comuni e porta i comuni a dover porsi in una condizione rispetto alle imprese, rispetto ai fornitori, una condizione di infermiere che toglie via via l'ossigeno anche alle aziende. È dal mio punto di vista inconcepibile che uno Stato metta in difficoltà le imprese che sono coloro che sono deputate alla creazione della ricchezza e quindi dal mio punto di vista bisogna porre rimedio quanto prima a questa cosa, anche se comprendo che ci sono dei vincoli di bilancio statali che devono essere rispettati, ma dall'altro canto siamo tutti consapevoli che l'efficienza dello Stato in termini di costi è lontana dall'essere raggiunta e quindi credo che si dovrebbe veramente mettere mano una volta per tutte a questa macchina statale che assorbe una quantità di risorse non più tollerabile. Assolutamente. Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, Pronto? da dove chiama? Buongiorno. Mi chiamo da Quinto Vicentino, Vicenza. Sì, Mi chiamo Antonia.
Allora, io ho già chiamato un'altra trasmissione e mi stanno aiutando. Io sono disperata. Sono già stata in comune per chiedere qualcosa. Ho uno sfratto esecutivo a metà di questo mese. Io e mio figlio non lavora da 6 mesi. Io ho chiesto aiuto, un'altra emittente mi stanno aiutando. Io sono disperata perché sono stata in comune, mi hanno detto sì, qualche bolletta, non abbiamo, ci siamo tante persone e io adesso a metà mese ho lo stato esecutivo, io sono in vari del 60%, non ho redditi, ma nessuno, mio figlio da 6 mesi che non lavora, io sono disperata. Va bene, vediamo adesso di poter dare dei suggerimenti e che percorsi si può fare. Grazie signora della telefonata. Allora, chiedo a lei che ha maggiore esperienza, ci ha detto anche il comune di appartenenza, quindi come tipologia di entità, che cosa può fare un cittadino che si trova in una situazione della signora? Beh, la signora si è già rivolta all'ufficio servizi sociali del comune, il quale prende in carico, diciamo, la posizione e attraverso una serie di iniziative può in qualche modo tamponare una situazione che mi pare di aver capito Però non ci ha detto di no, è critica. Ecco, io non conosco naturalmente la situazione del comune dove la signora risiede, però attraverso appunto delle iniziative che possono essere anche portate avanti in maniera incrociata con enti di sostegno e di assistenza, questo tipo di situazione temporaneamente, fino a che non si aprono delle possibilità anche di lavoro per il figlio in questo caso, possono essere tamponate, diciamo. Sono situazioni di estrema gravità che in qualche modo però è doveroso affrontare e anche cercare di sostenere, insomma. Cosa dice il sindaco? Beh, a livello del periodo sappiamo perfettamente che il periodo è drammatico. Non ci si può nascondere dietro un dito perché purtroppo di situazioni di questo genere noi sindaci ne veniamo a sentire 2 o 3 almeno al giorno, purtroppo. Al giorno. Purtroppo sì, io da quando mi sono insediato almeno ho già sentito 7-8 casi una settimana, quindi anche una decina sicuramente di persone in grandissima difficoltà. Purtroppo quei servizi sociali non sempre si riesce a dare, una mano si può dare, però non si riesce a dare tutto quello che una persona chiede. Cioè, prima lo sfratto esecutivo Lo sfratto esecutivo è una cosa difficile, perché quando lo sfratto esecutivo non puoi più fare niente. Mi viene in mente adesso qualcosa che noi avevamo intenzione di attuare nel nostro programma per aiutare le persone che cercano un lavoro, però è sempre limitata, non hai un numero illimitato. Noi volevamo attuare dei voucher lavoro per le persone in difficoltà, quindi ci vengono a chiedere un sostegno, invece di dare il contributo mensile diamo anche una dignità alla persona con un lavoro, però purtroppo sappiamo perfettamente con le ristrettezze di bilancio non abbiamo la possibilità di 500 posti di lavoro, abbiamo la possibilità di 10 posti di lavoro per 6 mesi, 3 mesi e quindi è una cosa molto delicata. Poi, come ha detto anche il mio collega, bisogna sentire anche le associazioni comunali tipo la Caritas o altre associazioni che possono gestire e aiutare queste persone, però la situazione è veramente difficile, si fa il massimo ma nei limiti delle possibilità del comune, il comune riesce ad arrivare fino a un certo punto, oltre purtroppo non può andare. Ad esempio noi punteremo di più a livello sociale rispetto ai lavori pubblici, non abbiamo in mente grandi opere, non abbiamo in mente chissà che iniziative a livello di lavori pubblici, puntiamo più su dare una mano a livello sociale, sempre comunque nei limiti delle possibilità del nostro bilancio che ormai sono sempre più risicati. E quindi... Assolutamente. E poi appunto dopo per quanto riguarda il lavoro lì è un problema perché bisogna andarlo a cercare ben fuori, ben oltre i limiti del proprio territorio, della propria regione, del proprio Stato, quindi il fatto che persone vadano all'estero però almeno riescono a
chissà, deve avere forse uno sbocco, un'opportunità. Sarebbe nostra idea quella di creare una rete con le aziende, con dei database, attraverso il sito comunale, creare una rete con le aziende, oltre a quelle comunali, anche quelle di tutta la zona della Sacissica, a cui fa parte anche il nostro comune, per poter trovare dei posti di lavoro alle persone, ma anche questi sicuramente sono limitati. Purtroppo il comune non può essere un ufficio di collocamento. No, dovrebbe provvedere la provincia in questo senso, esatto. però i centri per l'impiego non sempre sono in grado di farlo, esatto. o nel modo più opportuno, e quindi si creano degli impasse di non poco conto, insomma questa è un'altra componente. Allora, affrontiamo anche altre questioni legate appunto, vabbè, ci ha introdotto un po' la signora il discorso del lavoro, poi voglio passare anche a lei la questione della tassazione, certo. Perché è strettamente legata, perché poi il problema è questo, che se anche ci sono delle persone anziane che ci hanno telefonato, che ci hanno detto io bene o male magari qualcosa riesco a mangiare, o un orto o due cose, il problema è che in questo stato non riesci neanche più a sopravvivere neanche di tuo, perché hai bisogno di pagare le tasse, cioè sei costretto a pagare le tasse, a pagare tantissime tasse per qualsiasi cosa. Vogliono nuovamente ritoccare il discorso che non doveva esserci della tassa, un ulteriore aumento della tassa sugli immobili, perché così ce lo impone l'Europa, adesso bisogna andare a vedere. Però è un aspetto veramente terrificante, perché allora se i cittadini italiani hanno la proprietà, è bene per lo Stato che abbiano una proprietà, non dovrebbero gravarli di ulteriori oneri, perché come vediamo quelle persone che non hanno una proprietà e sono in affitto, cosa succede quando non hanno soldi per pagare l'affitto? Sono tragedie, sono veramente tragedie. E vediamo, vabbè, e non diciamo oltre, andiamo subito in pubblicità e poi torniamo insieme con voi.